Chiastrons Live Show! E siamo tornati in diretta quest'oggi all'Osteria da Pozzo a Udine in piazzale Cella, diretta radiofonica su Radio Onde Furlane 90.0 e in diretta anche video su Facebook, come di consueto la pagina dei Chiastrons. E noi come sempre abbiamo qua, oltre al nostro Doroghiat che fra poco risentiremo, un altro ma no, un altro ospite. Sì, buonasera. Buonasera. Sì. Lei lo vedo anche particolarmente, come possiamo dire, scapigliato. Seguo molto la moda della scapigliatura. Che non c'entra nulla. Io mi chiamo agente Olindo Trump. Ebbene sì, lei è un agente, infatti lei è un ex infiltrato dei sismi. Del sismi. Sì, quindi, sì. Per chi non lo sapesse, è il servizio segreto italiano. Sì. E lei si chiama come? Olindo Trump. Trump? Sì. Trump come... Sì, come il presidente. Come parente? Siamo cugini di secondo grado per un errore all'anagrafe, quindi... Allora, sì. Signore e signori, il nostro Olindo Trump, agente segreto, è qui per rispondere a un po' tutte le domande più recondite, no? Riguardanti il Friuli. Un po' il nostro pubblico vuole sapere, no? Come risolvere alcune situazioni attraverso i segreti che solo lei sa. Sì, prego. Allora, abbiamo qualcuno del pubblico? Io? Chi è? Io? Abbiamo... Buonasera. Prego. Buonasera, Ha una domanda da fare al nostro... voglio fare una domanda a Mr. Trump. Ecco. Prego. Siccome mi emozioni in radio, posso leggerla? Beh, va bene, la legga pure. Lei è venuto con domanda. Allora, Lei sapeva già che avevamo quest'ospite oggi. Allora, sai, Mandi, sono Almo Pavè di Topolò. Lei ha scritto anche la presentazione, bene. Allora, vorrei porre una domanda. Sì. Siccome che io sono un imprenditore e ho sempre pagato quasi tutte le tasse. Quasi. Lei viene quasi. Ecco. Perché dirlo? Come azienda sono padrone di 7 pakistani che vendono rose a Udine. Sì. Volevo domandare, qual è il momento migliore per scaricarli col furgone in centro senza essere beccato dalla municipale? Grazie. Questa direi che è una domanda un po'... Prima di tutto... Perché deve avere sempre questa gente che viene da noi? Prima di tutto ringrazio Almo Pavè. Per cosa? Per la domanda. Allora, una domanda veramente... Vabbè. Si sa che la polizia si sta dando tanto da fare per questo fenomeno. Ah sì? Sì, la polizia si dà sempre da fare per fenomeni un po' minori come questo. Ecco. Allora, io voglio venire in aiuto a tutti gli imprenditori come il nostro Pavè. Sì? Che si trovano da un giorno all'altro senza dipendenti. Ma chi? E in carcere. Ecco. Ma non è vero, ma chi? Allora, dico subito un trucco per scamparla. Lo dico anche a voi quando ingaggiate i marocchini che poi vanno a vendere i tappeti al mare a Lignano. Ma il nostro per pubblico... scappare ai controlli dovete vestire tutti i venditori di rose vestiti da alpino. Come da alpino? Vestiti con la camicia a quadri, ovviamente con un bel cappello con la penna sopra. D'alpino, perché così non vengono controllati. Anzi, fate una cosa, andate al Cittafiera, là ti stampano ancora le maglie della Donata Treviso 2017 alpini. Ti fai stampare anche le macchie sporche di vino, così sembra ancora più veritiero. Stampate, finte. Grazie. Ma che discorso è? Allora, questa è la prima risposta, quindi. Sì. Nessuno controlla così. Nessuno fa controlli. No, gli alpini sono intoccabili in Friuli. Va bene. Abbiamo un'altra persona del pubblico. Io? Chi è? Buonasera. Allora, mi prenoto io per fare una domanda. Prego. La leggo che me la sono scritta dato che mi emoziona parlare in radio. Anche lei? Vabbè, la leggo. Allora, sì. Chi abbiamo? Mandi? Sono Fernando Profano di Topolò. Anche lei di Topolò. Anche lei di Topolò. Tutti di Topolò oggi. Vabbè. Allora, volevo domandare. Sì. Siccome che l'asta giudiziaria ha comprato 4 ettari di latifondo agricolo ad Aquileia. Sì. E vengo subito al dunque. Venga al dunque, va bene. Allora, mi hanno riferito che ad Aquileia, appena tu ari la terra, ti saltano fuori mosaici, pezzi di colonna e altre porcherie da denunciare al ministero. Sono porcherie. Allora, vengo subito al dunque. Sì, venga al dunque. Allora, siccome dovrò partire da Topolò con la mia T-Trebi e fare 180 chilometri e spendere 60 euro in nafta agricola. Sì. E adesso arrivo al dunque. Venga la domanda, perché non è che possiamo andare avanti. Dai, a fare premesse. Allora, a
che ora mi conviene partire per non trovare i piedi piatti che magari mi controllano il campo e magari anche la trebbia. Perché? È dato che non ho fatto il collaudo. Ecco. Lo viene a dire in radio. Mandi e grazie, mio capitano. Ecco. Sì. Allora, agente Allora, Olindo, intanto ringrazio il signor agronomo profano per il bel contributo da noi ad Uida. Agronomo. Verrò subito al dunque. Venga al dunque. È inutile preoccuparsi inutilmente per queste. È inutile preoccuparsi inutilmente. Questo è un po' anche il mio detto. Il suo motto? Sì. Motto il trucco sta, sì, che gli autoctoni del paese lo sanno, sì, di spostarsi con i mezzi agricoli di notte. Di notte? Senza fari, va bene? Così? Di notte, così non hai fastidi. Arrivare ad Aquileia, sì, disossare il terreno, sì, escono fuori i reperti, li rimettiamo dentro come niente fosse. Come niente fosse. O se no, anzi, li rimettiamo dentro, nessun fastidio, sì, però una preoccupazione. Attenzione. Una preoccupazione una questa. sola. Disossare il terreno di notte senza fari accesi, perché sennò si disturbano le coppiette in Camporella, che si sa che il mondo va avanti così. Grazie. Che motivazione è? Grazie. Lei dà sempre risposta. Abbiamo ancora una persona volontaria. Io? È il mio turno adesso, Ho aspettato il ben di Dio per fare una domanda che scusa, non so neanche se sarò soddisfatto. Vabbè, ma come? Non deve essere così arrogante. Allora, la leggo. Anche lei? Sì, che me la sono scritta dentro il libretto dei donatori di sangue. Come? Sì. Perché lì? Ma faccio apposta per vincere il Pellicano d'oro prima di avere 60 anni. Allora. Va bene. Allora, sì. vada. Prego. Mandi. Sono Evangelista Civilot di Topolò. In macchina assieme siete venuti. Allora, modestamente sono un funzionario pubblico. Modestamente. Allora, siccome che mi comporto da vizioso, apposta per andare a confessarmi, no? E dare lavoro al prete, che se no lo mandano a casa. Bravo. Ecco. Io vado 4 volte a settimana a Udine, in sì, via Liruti, per comprare il piacere carnale. Ma no. Allora, il mio problema è che non sono mai informato sui cambiamenti delle quotazioni delle prostitute. Problemone. Niente, non vorrei farmi scoprire dalla mia famiglia, visto che la spesa è troppo irregolare. Anche. Bene, grazie. Beh, noi diamo risposta a tutti e aiutiamo proprio tutti. Un messaggio di pubblica utilità. Bene a tutti. Ovvio. Allora, caro amico mio Evangelista Civillotto di Topolò, tu non devi preoccuparti. No. Allora, i soldi non devono essere un problema. Mai. Che poi rimane sempre il solito problemino che devi fare entrare le spese, la spesa sessuale nel 730 ed è impossibile. Chiaro. Allora, se vai a donne di strada si sa che loro non possono fare fattura. Ma ho pensato a una soluzione per te. Tu, attenzione, caro amico mio Civillotto. Sì. Vai e tieni tutti gli scontrini che vai quando vai, che ne so, in ristorante, a colazione. Tieni tutto e soprattutto prendi tutti gli scontrini che trovi per terra, che trovi nei bidoni. Prendi tutto e tieni, in modo che, dato che sei un funzionario pubblico, sì, vai a scalare tutti questi scontrini spesando tutto lo Stato, ovviamente. Che soluzioni veramente piacevoli. Attenzione, anche qui, per non farsi beccare, quando vai in farmacia, sì, fatti scrivere sullo scontrino articolo 1 e non preservativi. Non avrei fatto neanch'io una cosa così. Allora, noi ringraziamo il nostro Olindo Trump, ci tiene a ripetere il nome. Grazie mille. Noi teniamo tra poco. Prego lei. Torniamo tra poco col nostro Doro Ghiatta al Chiastronse Live Show.